questo è basato sul luogo, non sul ballo. C'è solo un pezzo di milonga, il primo, in realtà mi serviva come luogo, cioè, quindi dovevamo farlo così, perché io voglio parlare di un luogo, perché è un incontro non meglio identificato tra un pianista, una cantante e un narratore che viaggiano nel tempo, perché è tutto il secolo argentino. Milonga va inteso non come danza o stile musicale, ma come luogo. Noi abbiamo una milonga, la maggior parte sono tanghi e l'ultima parte è il pezzo su Maradona è in blues, perché di tutti quelli che hanno composto su di lui mi è sembrato, e ho sembrato anche al maestro, il più efficace dal punto di vista comunicativo teatrale. A Senigallia c'è una statua per lui, perché è nato lì, sulla collina lì. È uno dei più grandi giocatori mai apparsi in Italia, cioè la sua Juventus vince 5 scudetti consecutivi con lui, e appena va via lui non li vince più, ed è un fuoriclasse assoluto. Soltanto che ha giocato quei 5 anni lì, dal 30 al 35, vince sempre. Chi lo ha visto giocare, però, come tutte le cose successe negli anni 30 sono perse nel tempo e non ci sono praticamente immagini. Dice che i giocatori così ne sono venuti pochi e torna in Argentina, perché a metà degli anni 30 scappano tutti perché non vogliono andare in Etiopia, e vince 2 titoli con River. Ma sono i giovani della macchina, poi dopo la macchina viene fuori e lo allena lui. E lui è il coallenatore della macchina e Sibori esordisce nella macchinita, cioè alcuni di quei giocatori lì, e Sibori lo va a prendere lui a casa sua a San Nicolás. Quindi loro due proprio sono connessi dall'inizio alla fine dello spettacolo. Cioè Cesarini scopre Sibori, che poi sarà quello che consolerà Maradona, perché devo trovare un legame per tutti questi 3 fuoriclasse del Novecento. Poi io racconto il finale della storia, lui va a trovare Diego a Napoli, cioè sono continuamente connessi tra di loro e tutti si conoscono, cioè uno sa perfettamente che cosa ha fatto l'altro. Mi raccontava recentemente Sensini che lui è andato la sua scuola calcio è Renato Cesarini, quindi vuol dire che la scuola che lui ha fatto nella zona nella zona santafessina porta il suo nome, e che lui è nato lì, e che mi ha detto la prima cosa che vi facevano, è vero che vi facevano verniciare le porte? Sì, sì, assolutamente. Un rito antichissimo che tu, che sei appena arrivato, devi verniciare le porte. Condizioni richieste sono amare l'Argentina, soprattutto in una chiave italiana, perché è un'Argentina interpretata attraverso degli italiani e viceversa, un'Italia interpretata da argentini, e poi l'ultima mezz'ora è su Diego, dove l'abbiamo cambiata. Quando l'abbiamo portata in giro l'estate scorsa, Diego aveva una parte narrativa, adesso Diego non ha più praticamente una parte narrativa. Lo prendiamo il giorno della sua nascita e il giorno della sua morte e facciamo una serie di valutazioni, ma non raccontiamo la storia tra il giorno della nascita e della morte, perché sennò lo spettacolo diventava un po' troppo oneroso e la parte migliore era troppo in fondo. Però penso che sia piuttosto evocativo. Se uno ama Diego Maradona, credo che quello che facciamo noi sia un omaggio molto sentito. Secondo me non puoi disgiungere lo sport dal mondo da cui proviene nel momento in cui succede. Questa è proprio la famosa frase del professore di Mourinho: chi sa solo di calcio non sa niente di calcio, cioè che tutto va collocato. Un merito come quello non me lo posso prendere, però penso che in Italia il valore sociale dello sport è stato compreso molto tardi, una cosa recente. La Costituzione italiana ha recepito la parola sportive soltanto qualche mese fa. È incredibile, secondo me, incredibile. Assolutamente. Cioè non gli è stato dato un valore né educativo né sociale, lo Stato ha abdicato a insegnarlo nelle scuole, e da lì ognuno per sé, Dio per tutti, e secondo me questo è stato un errore fondamentale del secondo Novecento.